Caldogno guida un'utilitaria zigzagando tra le auto parcheggiate e rischiando un incidente. È notte quando, vicino a una discoteca, i carabinieri della radiomobile di Thiene notano le strane manovre dell'automobile e la fermano. Alla guida una quarantenne di Isola Vicentina che, per il modo di comportarsi e di parlare, sembra aver bevuto troppo. I militari non fanno in tempo a identificarla che la donna, rifiutandosi categoricamente di sottoporsi agli accertamenti con l'etilometro, perde completamente il controllo, dimostrandosi ostile e oltraggiosa. Interviene una pattuglia a supporto. Alla fine la quarantenne viene denunciata per rifiuto di sottoporsi ad alcol test e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il veicolo è stato sequestrato. Nell'occasione i carabinieri, visto che la donna si è resa protagonista di altre violazioni in passato, come misura di prevenzione hanno proposto alla questura il divieto di accesso e di stazionamento per 2 anni nelle pertinenze di alcuni locali pubblici. Il provvedimento è stato firmato dal questore e notificato dai carabinieri di Malo.